Novas, settimanale di informazione della regione autonoma della Sardegna. Insularità e sviluppo, la Sardegna al seminario di Ajaccio, politiche mirate per mitigare gli svantaggi. Artigianato, Sapienza Maistus Sardi in mostra alla Triennale di Milano. Reti intelligenti per energia sostenibile, bando da 4 milioni di euro. Esperienze comuni e buone prassi. La Sardegna, la Corsica e altre regioni di Polonia, Irlanda e Scozia, con svantaggi strutturali oggettivi, si sono confrontate ad Ajaccio. Isole e regioni di montagna che condividono lo stesso destino, uno sviluppo reso difficile dalle condizioni geografiche, ma che vogliono contare di più nel quadro europeo, come è stato sottolineato nel seminario promosso nella città di Napoleone Bonaparte dal Comitato delle Regioni. In rappresentanza del presidente Piglieru è intervenuto l'assessore degli affari generali Filippo Spanu. Dobbiamo dare più pragmatismo alla nostra azione e rappresentare all'interno sia del rapporto con i nostri stati ma soprattutto delle istituzioni europee queste difficoltà in maniera chiara, definita, perché le norme che noi chiediamo rispondano alla soluzione di questi disagi. Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente del Consiglio esecutivo della Corsica, Gilles Simeoni, che ha sottoscritto con il presidente della regione Sardegna, Piglieru, e con la presidente delle Baleari, Armengol, il patto tra le isole. Dalle nostre isole una mossa di rivendicazione, di impegno comune, con un'argomentazione giuridica, tecnica, di maniera a dire a Bruxelles che oggi le cose sono cambiate in Mediterraneo. C'è la volontà di farsi sentire e di avanzare richieste precise a Bruxelles, politiche mirate per mitigare gli svantaggi derivanti dalla condizione geografica e nuove prospettive di benessere che solo regole diverse, per esempio in materia di trasporti e concorrenza, possono favorire. Vediamo insieme che ci sono soluzioni e vogliamo avere delle politiche europee adattate alla realtà delle isole e delle zone di montagna. L'artigianato sardo nel Tempio italiano del design ha 60 anni esatti dalla prima volta. La Triennale di Milano infatti ospita fino al 9 aprile la mostra Past Future Percorsi del Craft Design in Sardegna, un ideale percorso voluto dalla regione nella sapienza dei maistus isolani di ieri e di oggi. In una cornice multimediale che sottolinea il valore senza tempo dei motivi decorativi tradizionali, l'esposizione curata da Roberta Morittu e Giuliana Altea presenta le eccellenze della tessitura, della ceramica e delle oreficerie isolane. La mostra Past Future esplora 3 momenti diversi della storia dell'artigianato in Sardegna. Si parte con i manufatti della fine dell'Ottocento e del primo Novecento, questa ricchissima tradizione che aveva reso l'isola famosa in Italia per la bellezza del suo artigianato artistico, e poi si passa al rinnovamento che questo artigianato ha incontrato grazie all'opera di designer e di artisti alla metà del Novecento. L'isola, un ente regionale fondato proprio per dare nuovo impulso alla produzione artigiana, diretto da un designer, un artista di grandi qualità, Eugenio Tavolara, e infine si arriva all'opera degli artigiani contemporanei che hanno saputo interpretare lo spirito di questa tradizione, hanno saputo rinnovarla, hanno saputo farla vivere a contatto con la contemporaneità. L'assessora del turismo, commercio e artigianato Barbara Argiolas inquadra la mostra nelle iniziative della Regione per l'artigianato. Fa parte di un progetto più ampio che stiamo portando avanti di valorizzazione dell'artigianato artistico, che riguarda tutta una serie di attività importanti quali la vetrina dell'artigianato artistico, alcune azioni di promozione che vengono fatte in collaborazione con col Cagliari Calcio, negli aeroporti, con altri attori che sono capaci di portare avanti quella che è il progetto valoriale dell'artigianato artistico. E il sofisticato pubblico della Design Week milanese sembra apprezzare. Sono stati oltre 6.000 i visitatori nei primi 3 giorni di apertura. Arrivano le smart grid, le tecnologie intelligenti che gestiscono la rete elettrica e sono in grado di integrare tutti gli utenti e i prodotti connessi distribuendo l'energia in modo efficiente. Per sostenere lo sviluppo di progetti sperimentali in questo campo, la Regione ha già predisposto alcune azioni inserite nel piano energetico regionale approvato l'anno scorso. Una delle azioni del piano è il bando da quasi 4 milioni di euro pubblicato all'inizio di marzo dall'assessorato dell'industria. Si tratta di risorse POR FESR 2014-2020 assegnate ai comuni sardi per le smart grid legate alle fonti rinnovabili.
L'obiettivo è migliorare l'efficienza della generazione distribuita esistente attraverso l'integrazione con la mobilità sostenibile e con la realizzazione di reti intelligenti basate sulla integrazione di sistemi ICT per monitorare i consumi e i sistemi di accumulo. La diffusione delle smart grid passa anche attraverso le microgrid, interventi su singoli edifici che permettono di utilizzare in maniera efficiente la produzione rinnovabile e di conservarne l'eccesso grazie a sistemi di accumulo e nuovi sistemi di gestione. I beneficiari del bando a sportello, da 3.900.000 euro, sono i comuni in possesso di almeno un edificio dotato di impianto fotovoltaico in esercizio e collegato alle utenze della pubblica amministrazione. La forma dell'aiuto prevede la sovvenzione fino al 100% dei costi ammissibili, con un massimo di 150.000 euro a progetto. Le domande potranno essere presentate a partire dal prossimo 20 aprile fino al 20 luglio di quest'anno. La documentazione è consultabile sul sito della Regione Sardegna alla sezione Bandi.